Olà, siamo in zona Cecconi, mi pare che si chiama così, Cecconi, no Ceccone, praticamente in questa parte qua. Vedete? Aspetta che mi allontano un po' di più. Dovrebbe esserci un castello qui. Mentre cerco le trincee e i bunker di guerra, mi imbatto nel castello Cecconi. Il castello Cecconi, situato nella foresta Cecconi, fu l'ultima costruzione di Giacomo Cecconi, importante costruttore di strade e ferrovie dell'impero austro-ungarico. Egli era di umili origini, ma fu creato nobile dall'imperatore Francesco Giuseppe I e successivamente conte dal re Umberto I. Fece diventare la sua casa natale in un castello per aderire alle convenzioni dell'epoca, che richiedevano che ereggesse una residenza dalle caratteristiche e proporzioni di un castello. Nel dopoguerra il castello venne ceduto all'ente provinciale di economia montana, a cui la famiglia aveva già devoluto tutto il terreno boschivo acquistato e ripopolato dal conte. Il suddetto ente provvide al restauro del castello, che subì ulteriore manodopera a seguito del terremoto. Il 24 luglio 2008 il maniero viene ceduto definitivamente nelle mani dell'agenzia Grafi Studio, che acquista castello e terreno circostante. Il maniero, ormai privato, è visitabile solo nel perimetro esterno. Buona visione. Castello Pierlungo qua, è dove i partigiani hanno messo questa targa perché probabilmente il conte ha dato una mano. Questo è il castello, che è bellissimo peraltro, troppo bello, solo che è chiuso, penso ci abitino anche, non lo so. Andiamo a vedere di sopra cosa c'è. Sto cercando ste benedette trincee, ma non ci sono neanche su Google Maps, riesco a trovarle. So che ci sono, so che esistono, ma non riesco a capire dove sono e che fine hanno fatto. Da qua sopra vediamo se vi faccio vedere bene il castello, che magari si vede meglio. Vediamo cosa c'è scritto qua su in base. Qua deve essere il parco della famiglia Cecconi, la foresta. Sento dei passi, non so se sono animali o di persone nella foresta, che la chiamano così. Il parco è tenuto benissimo, del castello. Non so se è abitato o è la regione che lo tiene. Che meraviglia. Uno spettacolo di castello, tenuto benissimo. Qua sono parcheggi, qua fanno delle manifestazioni credo. E qua deve essere, questo è tutto il parco, questa parte qui, lì è dove sono stata prima e qua il parcheggio è dove mi sono messa io. Vabbè, continuiamo alla ricerca di queste trincee o magari di un altro castello se lo troviamo. Però ragazzi mi è venuta un'idea. In fin dei conti sono in un'area tranquilla, non c'è assolutamente nessuno, a parte me che io sappia. Nel castello non vedo vita, cioè non vedo gente che si muove per quanto sia messo bene, tutto chiuso, tutto sigillato. Nel bosco ho sentito dei passi prima, ma non so se sono di persone o di animali. E io quasi quasi una sessioncina con la Spirit Box la farei anche qui. Per cui adesso chiudo di nuovo la telecamera, tiro fuori quello che mi serve e una piccola sessioncina la registriamo. Vi va di venire a parlare con me? Ok, grazie. Finalmente una risposta. Mi dici il tuo nome? Mi dici come ti chiami?
Grazie, io mi chiamo Lina. Tu? Qual è il tuo nome? Anche se non ti sento, poi guarderò la registrazione a casa e ti sentirò a casa, quindi parla tranquillamente. Mi dici come ti chiami e chi sei? Sei uno dei conti? Non ce la faccio più a tenere il braccio. Ah, ok. Sei uno dei conti? Sei un partigiano? Un soldato? Parla più forte, non ti sento. Puoi usare un po' più di energia per parlare? Ce la fai? Che caldo che fa in macchina. Fuori è freddo, dentro in macchina si muore. Cosa hai detto? Ripeti. Aspetta che apro l'auto perché veramente si sta... Ah, aria. Aria. Ti avvicini un po' di più a me. Mi dici come ti chiami? Giuseppe hai detto? Siete dei conti? Fate parte della famiglia dei conti? Mi sento malissimo, potete usare un po' più di energia. Mi sento proprio male. Provo a usare un'altra frequenza, un attimo, vediamo se riusciamo. Così riuscite meglio? Riuscite a comunicare così? Ok. Vediamo noi. Avevo detto che non vi ho sentito, quindi mi tocca di nuovo richiedere. Vorrei sapere i vostri nomi. Io mi chiamo Lina. Sono venuta qui per trovare delle testimonianze della vostra piacere. Potete raccontare qualcosa della vostra storia? So che avete aiutato i partigiani, potete dirvi qualcosa di questa storia? Avete aiutato i partigiani? Avete aiutato i vostri... gente del paese? Avete qualcosa da dire? Avete
lasciano entrare, non so neanche chi rivolgermi. A chi devo chiedere? Cambio mano perché... A chi devo chiedere? Adesso non ci siete più voi a chi chiedere. I partigiani qua erano su queste montagne. Vi nascondevate dentro il castello. È rimasto qualcuno di voi ancora vivo, un vostro discendente? No, non sento. Parlate, ma dopo vi ascolterò dopo a casa. Si può andare di sopra con la macchina, bisogna avere permesso, credo. Ditemi qualcosa di voi. E uscire da dove? Mi fate vedere. Siete qua vicino a me? Parlate tedesco? Sono lontana dalle trincee. Ti saluto, dai che vado. Ciao. Buona giornata. Devo andare perché ho tante cose da vedere oggi. Voi mi fate compagnia o restate qua? Sì, cosa? Restate qua? A casa vostra? Quindi restate qua? Posso venirvi a trovare la prossima volta?
Magari faccio la richiesta, sì. Faccio una richiesta. Mi fa piacere, ti faccio la richiesta di venire dentro nel castello. No? Non mi va? Vabbè, amen. Va bene così, se non mi volete non vengo io, Ma se voi mi dite di sì, cercherò di fare la richiesta. La faccio? Ok, dai, ci vediamo. Ciao, alla prossima. Andiamo avanti, sì, andiamo avanti. Ciao. Dai che vado avanti. Pur tornando indietro. Ok ragazzi, sono contenta che, anche se non ho capito molto, un piccolo contatto l'ho avuto. Adesso proseguiamo a vedere dove sono queste trincee, se riuscirò a trovarle.